Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi voglio mostrare la collezione di Blu-ray che sono più di 300. Qua devo fare un nuovo video sul mio studio che mi sembra molto aggiornato, però aspettiamo. Tanto voglio farvi vedere la sedia che si illumina, che è una figata pazzesca. Boh raga, cominciamo subito a bomba. Chiaramente pop, altre robe le mostrerò un'altra volta. E ci soffermiamo solo sui Blu-ray. Eccola qua, cominciamo con la collector per eccellenza, con la saga delle saghe, Star Wars, con un'edizione bellissima con i prequel e i film classici ovviamente. Boh, andiamo. Qua abbiamo la collezione di 50 anni di James Bond con 23 film, mancano gli ultimi. Qua arriva fino a Quantum of Solace mi sembra, poi abbiamo Spectre e Skyfall, l'ultimo devo prenderlo, ma mai dire mai che è un film diciamo non della saga, però con Connery, vabbè, insomma una storia lunga ve la racconterò. E l'ultimo purtroppo non lo considero perché è qualcosa di inaccettabile per uno che ama veramente James Bond. Qua abbiamo Ritorno al futuro, la trilogia, una delle mie preferite in assoluto. Qua sono proprio quelle mie principali. E Rocky, con i 6 film più Creed e Creed 2. Eccoli qua. Perfetto. E godo. E quindi questa diciamo è la parte delle saghe che amo di più. Ma ripeto, poi il video sui pop, eh, su tutte le altre cose lo facciamo successivamente. Poi abbiamo qua gli altri di Star Wars, Rogue One, Solo e la trilogia sequel che non ho molta voglia di commentare. Ecco. Qua un po' di action figure, ma ripeto, non aspetta qua che mi lascio aperto. Qua abbiamo gli 8 film di Harry Potter, sempre in Blu-ray, DVD pochissimi che tanti ne ho a casa dei miei anche. E poi qua abbiamo gli Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. Eccoci qua. Bene, poi andiamo qua. Allora, i Blu-ray singoli facciamo vedere dopo. Qua abbiamo i DVD che ho tenuto per il momento. Uno strano caso, questo vabbè, film che mi ha fatto scoprire da piccolo. Robert Downey Jr., film bellissimo, ve lo consiglio. In Blu-ray non c'è, io i Blu-ray li prendo solo in italiano, se no prendo DVD, cioè non li prendo in inglese che tanto non li capisco, ma fanculo. Ok, mie amiche e amiche, Quiz Show, omicidio in diretta bellissimo, Elizabethtown con Nicola Gabbia, omicidio in diretta. Mission to Mars, il mio migliore nemico, L'amore infedele, questo è un film che amo con Richard Gere. Attentato a Praga, I pirati di Silicon Valley, Jack, vabbè, film che da piccolo l'ho visto per la prima volta alle elementari. Autunno a New York, film allegrissimo, a proposito di Harry, Quello che le donne vogliono, L'uomo bicentenario, film che vabbè, ciao, cioè, da penotti, come si suol dire. American Psycho, vabbè, questo è un film con Christian Bale che, ciao, c'è anche il pop, vabbè, mi fa impazzire. Ragazzi interrotti, l'unico film che amo di Angelina Jolie perché non la sopporto, scusate ragazzi. La cara sul lago del tempo, i 2 Fantozzi, il primo sono Tragico Fantozzi e le 2 stagioni di Romanzo criminale. Buon o male alla spalla ragazzi. Poi qua abbiamo Batman, zona DC di Batman con la trilogia di Nolan, stupendi i primi 2, per me inaccettabili l'ultima mezz'ora dell'ultimo. E invece i 2 di Tim Burton con i Batman, vabbè, per eccellenza, e i 2 di Schumacher che io non commenterei. Grazie. Poi abbiamo la trilogia di Raimi, di Spider-Man, eccola qua. Terzo ha deluso, adesso mi metto così perché sennò mi distruggo la schiena. Qua abbiamo la parte degli X-Men, abbiamo questa, è stata la mia prima collector che ho preso, c'ha vabbè, i tre X-Men più Wolverine le origini e X-Men l'inizio, ok. E qua invece abbiamo quelli sotto che sono Wolverine l'immortale, Logan, Apocalisse, Dark Phoenix e Giorni di un futuro passato, che è quello che mi piace di più diciamo della saga nuova. Qua abbiamo tutta la parte della Marvel Cinematic Universe. Abbiamo Capitan America, il primo Vendicatore, Capitan Marvel, Iron Man 2, Hulk, Thor, gli Avengers, Dark World, Thor Dark World il peggiore secondo me della saga, Iron Man 3, Capitan America The Winter Soldier, Guardiani della Galassia volume 2, Age of Ultron, anche questo è il secondo che mi piace meno, Ant-Man, Civil War, Black Panther, Doctor Strange, Thor Ragnarok, Ant-Man and Wasp, scusate, che è gran figa lei, e Infinity War che in assoluto è il mio preferito. Vedete, cioè, ho voluto prendere queste qua perché senza andare a prendere cofanetti, robe che secondo me non ha senso. Mi sono preso quelli diciamo dei 10 anni che sono tutti, cioè mi piace un casino, molto semplici così ma mi fanno impazzire, che è il mio film preferito, Infinity War. Poi abbiamo Endgame, i 2 Spider-Man, devo prendere l'ultimo ovviamente, e dopo qua ho messo i Fantastici 4, 1 e 2
però vediamo insomma, perché devo ancora un attimo sistemare completamente tutto. Intanto sono qua con la Marvel, poi vediamo. Chiaramente mancano gli Eterni e i 10 anelli, che prenderò appena escono, insomma. E niente, quindi questa diciamo la parte Marvel Cinematic Universe. Poi qua abbiamo altre saghe, barra trilogie, barra insomma cose un po' particolari. Abbiamo Amici miei, la trilogia. Questo è un film diciamo con Tognazzi, Adolfo Celi, Gastone Moschin, una comicità di una volta che secondo me rimane la migliore. Poi con i 2 film di Wall Street, poi qua abbiamo i film di Liam Neeson, Io vi troverò e La vendetta, manca il terzo che devo prendere, però non è facile da trovare. Jurassic Park la trilogia, più Jurassic World e il Regno Distrutto. Qua abbiamo i 3 di Star Trek, 2 sono in collector, uno singolo, Pirati dei Caraibi. Abbiamo i primi 4, poi il quinto, diciamo l'ultimo singolo. Indiana Jones, i 4 film, Mission Impossible 5, manca l'ultimo. Le Tartarughe Ninja, quelle diciamo moderne, non quelle degli anni 80 che sono più belli, però non mi dispiacciono neanche questi. 2 Kill Bill, che vabbè, film meravigliosi. I 2 film di Ghostbuster, dopo Enemy Legacy. La saga di Hunger Game, bello solo il primo, il resto lascio perdere. Poi 3 Mercenari, film che ho preso anche perché amo sia Stallone che Schwarzi, vabbè, non potevo non prenderla, però insomma, film secondo me non incredibili, ma va bene, insomma, cioè, non potevano prendere per la collezione, però ce ne sono tanti di meglio, ecco. Adesso cominciamo con quelli singoli. Ragazzi, scusate se sono un po' così, ma faccio fatica con la schiena a stare così con una mano, mi sto spaccando la spalla, ma va bene, sono dettagli. Allora, cominciamo con i singoli. Allora, abbiamo A Christmas Carol, Adeline, film che mi è piaciuto tantissimo, poi vabbè, lei è qualcosa di incredibile. American Beauty, Intelligenza Artificiale, Apollo 13, Arancia Meccanica, e qua, vabbè, sto film è meraviglioso. Sto cercando anche il pop, perché vabbè, il pop più costoso è quello di Alex, vabbè, lasciamo perdere, però ce ne sono altri insomma che costano meno, ne devo prendere assolutamente uno. Armageddon, Australia, Aquaman, Baby Boss, Baby Driver, Il curioso caso di Benjamin Button, film che amo, e poi vi spiego un aneddoto quando sarà un altro film, vi spiego, questo è un film stupendo. Birdman, Birds of Prey, Blade Runner, altro film stupendo, Bohemian Rhapsody, Bugiardo Bugiardo, Cambia la tua vita con un click, Castaway, C'è posta per te, C'era una volta Hollywood, dove c'è Margot c'è qualcosa di stupendo, ci sono anche i piedini della Margot, quindi ancora meglio. Tarantino sappiamo che è una passione. Vabbè, poi abbiamo il Cliffhanger, film che ragazzi la prima scena mi ha sempre scioccato fin da piccolo, mamma mia, film bellissimo, un film cult proprio da avere secondo me, perché ama poi Stallone. Collateral, Colpa delle stelle, questo è un film allegrissimo, se siete in depressione con questo proprio potete anche ammazzarvi, benissimo. Dante's Peak, Delitto perfetto, con Michael Douglas stupendo. Dorian Gray, ecco questo, Dragon, la storia di Bruce Lee, film bello, qua devo fare anche un po' di pulizia, madonna. La storia di Bruce Lee bellissima, non so quante volte l'ho visto con mio papà, mi dà sempre ricordi bellissimi. Poi la colonna sonora mi piace troppo. Eddie the Eagle, 6.000 sci di cancello, E.T. l'extraterrestre, Ace Wide Shut, Fight Club, Flight, Forrest Gump, Frantic, un altro film che amo in particolare, Fury, Ghost, Hook, Il Cigno Nero, Il Diavolo Veste Prada, c'è anche la versione Il Diavolo Veste Prada, ma quella è un'altra cosa, Il Discorso del Re, Il Gladiatore, Amore il Papero, Il Lato Positivo, Il Silenzio degli Innocenti, Independence Day 1 e 2, il 2 non chiaramente è imparagonabile al primo, Interstellar, Io prima di te, Il Miglio Verde, Il paziente inglese, Il principe cerca moglie, I sogni segreti di Walter Mitty, La febbre di sabato sera, Jerry Maguire, stupendo, poi Tom Cruise, Brad Pitt, sono i miei preferiti, poi vabbè c'è Stallone, tanti altri, però vabbè Tom Cruise ne ho tantissimi di film suoi. Joker, Jumanji, Kate Leopold, Kramer contro Kramer, La maschera di ferro, l'altro del tutto, film, uno dei miei preferiti in assoluto, che è con Eddie Redmayne, è un attore che amo. Boh, L'attimo fuggente, L'avvocato del diavolo, La vita è bella, La zona morta, questo è un film che consiglio, in particolare non so quanto conosciuto, però vabbè c'è anche il romanzo di Stephen King, sicuramente straconosciuto, un film che consiglio assolutamente. Le Mans 66, L'esercito 12 scimmie, Limitless, Love Story, anche Love Story film allegro, Lo Squalo, L'ultimo samurai, altro film, ciao, Mamma perso l'aereo, non sono smarrito a New York, Il miracolo 84esima strada, Mona Lisa Smile, Mrs. Doubtfire, In nome del padre, One Day, altro film allegrissimo, Parnassus, vabbè, ultimo film di Ledger, film stranissimo che mi piace un casino. Passenger, Pixel, film che mi fa morire da ridere, Power Ranger, e qua abbiamo anche
questo è stato uno dei giocattoli che più ho desiderato, e quindi ciao, Power Ranger hanno segnato la mia infanzia. Prova a prendermi, quasi amici. Rain Man, Ready Player One, Revolutionary Road, ricominciamo da capo, altri film cult, bellissimo. Rush, Senna, 7 anni in Tibet, Shakespeare in Love, Sliding Doors, Sovietto Speciale, Space Jam 1 e 2, Speed, anche il 2 non mi ha deluso, che sia il primo, però anche il 2 dai, non è malissimo. Speed, Stargate, Steve Jobs, Suicide Squad, Sully, Sunshine, Terminator 2 giorni di giudizio, solo questo perché onestamente mi piace solo questo a me, cioè non sono, ecco, Terminator non sono mai stato un super fan. The Danish Girl, The Host, ecco, questo è un film che non caga nessuno, che secondo me l'ho visto io e altre 3 persone, però sembra la solita cagata, tipo vedi quell'attrice dei Twilight, invece a me è piaciuto, molto più bello rispetto, Twilight non... cioè, vabbè, ho visto il primo, basta, sinceramente una saga alquanto bizzarra. The Island, ecco, The Millionaire, questo io l'ho sempre odiato perché l'anno che ha vinto l'Oscar The Millionaire c'era proprio il curioso caso di Benjamin Button, e ho detto ma com'è possibile, c'è il curioso caso di Benjamin Button e vince sta porcata. Allora, senza mai guardarlo proprio così a priori, proprio così l'ho guardato, preso, l'ho comprato e confermo, cioè, un film particolare, per carità, ma imparagonabile al capolavoro del curioso caso di Benjamin Button, cioè, vabbè, insomma, lasciamo perdere, sappiamo che tanto gli Oscar vince sempre il film politicamente corretto. The Social Network, The Truman Show, The Wolf of Wall Street, c'è Margot, quindi è perfetto per forza. Titanic, Tonya, lo stesso, questo è un film bellissimo con una bella interpretazione di Margot. Top Gun, Troy, Tom Cruise qua con Vanilla Sky, uno dei miei film preferiti questo in assoluto, bellissimo. Adesso ci metterò 10 ore a rimetterlo perché qua devo una porca di quella zoccola, ok. Vi presento Joy Black, Ufficiale Gentiluomo, Una poltrona per 2, una promessa, Waterworld, Genio Ribelle, quest'altro film che magari non ha cagato nessuno, Yesterday, ma è veramente un bel film, molto leggero ma particolare, bello, ve lo consiglio. Boh, raga, è andata, eccoci qua, un saluto dal comendone veneziano, e niente, la prossima collezione vediamo se far vedere i Blu-ray o ve lo farò vedere anche, diciamo, una collezione di giocatori che ho dipinti a mano con trofei relativi, molto molto bella. Raga, un saluto dal comendone veneziano, ciao!